Benvenuti, napoletani. Passiamo alle notizie sul Napoli, ma prima del video mettete un like e iscrivetevi al canale. Forza Napoli per sempre. L'allenatore dell'Inter, Christian Chivu, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il Torino, una partita in cui i nerazzurri sono riusciti a rimontare da 2-0. C'è delusione perché avevamo la partita in mano e poi abbiamo subito la pressione finale del Torino, che ha mostrato più energia. Abbiamo provato a portarci sul 3-2, ma abbiamo rischiato di perdere queste partite. Bisogna dare merito al Torino per non aver mai mollato. Come ha commentato l'inchiesta della procura contro Rocchi? Parlo di calcio. Sono un allenatore e vengo pagato per preparare le partite nel miglior modo possibile e trasmettere il giusto livello di calma e motivazione. Non ho fatto bene il mio lavoro quando eravamo sul 2-0 e me ne assumo la responsabilità, ma questo non importa molto. Siamo a 3 punti dallo scudetto. Il calo di concentrazione potrebbe essere dovuto anche alla storica rimonta di questa settimana in Coppa Italia? Çalhanoğlu e Dumfries non erano in forma, Lautaro è ancora lontano dal suo massimo splendore e Bastoni non è al meglio. Non è mai facile giocare su questi campi a un certo punto della stagione. Sul 2-0 si potrebbe pensare che tutto sia facile e sotto controllo, ma poi, sul 2-1, un errore nel finale può risvegliare qualche fantasma, un po' come il dio Braccino. Questa partita avrebbe potuto finire anche peggio. Darmian ha detto che non è stato facile ricominciare dopo la scorsa stagione. Che tipo di sensazioni ha suscitato? L'ho vissuto anch'io nello spogliatoio e capisco cosa si prova e cosa pensa la gente. Bisogna sempre dire la verità ai giocatori. Certo, ci si prova, ma è il gruppo che deve sostenerti. Sono stato fortunato, i ragazzi hanno dimostrato il loro orgoglio e abbiamo fatto una grande stagione. Non è stato facile, ma il merito è tutto dei giocatori. Io ho solo dato loro un piccolo incoraggiamento. Cosa ne pensano i tifosi del Napoli? Lasciate un commento sotto il video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli per sempre!